Gli ultimi 2 colpi raccontati nella chat risalgono alla scorsa notte, un furto in un panificio di Galliera Veneta, l'altro a Tombolo, ma le segnalazioni fioccano nel gruppo WhatsApp SOS Ladri, nato dall'idea di un giovane cittadino di Cittadella, Alessandro Guarnieri, a cui si è subito aggiunto Enrico Nardello. La gente deve o scrivere macchine sospette, persone sospette, indicando la via, l'orario e il paese, altrimenti c'è gente che segnala anche furti già avvenuti dicendo sono entrati in questa casa alle ore X nella via Y. Insomma, serve per essere un po' più allerta, ecco. È facile controllare un gruppo del genere da gestire? No, soprattutto all'inizio, perché abbiamo dovuto fare un po' capire alla gente qual era lo scopo del gruppo e bisogna anche far capire alla gente che magari non tutte le segnalazioni che apparentemente sembrano utili possono essere utili, perché se tutti iniziano a scrivere diventa ingestibile. Qui siamo a Borgo Treviso, Cittadella. In questo quartiere quasi ogni via ha registrato un furto. Adesso l'attenzione a Fontaniva è concentrata sull'individuazione di una coppia, 2 uomini, uno alto e uno basso. Hai fatto caso alla loro statura? Si scrive nella chat SOS Ladri Fontaniva. Sono in 2, uno alto e uno basso? Sì, sono gli stessi del mese scorso nella mia via. Raccolta di segnalazioni, una rete di solidarietà tra cittadini. Questo è l'obiettivo, precisano i 2 organizzatori. Noi organizziamo solo passeggiate al limite, ma non ronde. Cioè, questo non è un gruppo di Far West, è un gruppo solo di segnalazioni. Noi diciamo sempre, mi raccomando, non fate Far West praticamente, perché la comunità delle persone è la prima cosa. Cercate di chiamare le forze dell'ordine e basta, cioè è solo un gruppo di segnalazioni. Alla chat capofila, diventata generale per altri comuni, si sono aggiunte man mano quelle specifiche di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta con Tombolo e San Martino di Lupari, e già ci sono stati risultati. C'era una macchina nera, una BMW, una Mercedes che girava sempre, un po' di mesi fa era stata presa e comunque magari è un deterrente soprattutto, ecco, per i ladri. Prossimo passo, creare un collegamento diretto con istituzioni e forze dell'ordine. Facciamo delle riunioni con i vari comuni, con i carabinieri, polizia municipale, con la questura anche, e adesso vediamo come, adesso stiamo facendo anche altre cose, adesso vediamo come va a finire. Tema sicurezza e restiamo nel Padovano. Dopo 2 mesi di indagini, identificati i partecipanti a una rissa in strada avvenuta a Galliera Veneta lo scorso dicembre. Si tratta di 2 famiglie rivali che si erano scontrate per colpa di una relazione sentimentale non gradita. Sangue a terra e un bossolo. Sono partiti da qui i carabinieri di Tombolo per ricostruire quanto è accaduto lo scorso 3 dicembre a Galliera Veneta. Dopo 2 mesi di indagini, 7 persone sono state denunciate per rissa, lesioni personali e minacce. All'origine della violenza una storia d'amore contrastata. Tutto era iniziato dopo il ritrovamento in una strada del paese lo scorso dicembre di vistose chiazze di sangue e un bossolo, segni evidenti di un acceso scontro avvenuto poche ore prima. I carabinieri si erano concentrati su 2 fratelli che la notte precedente si erano presentati al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella feriti. I 2 avevano dichiarato di essere stati aggrediti in strada da sconosciuti. Una versione completamente falsa, visto che la vicenda era ben più complessa. Lo scontro infatti aveva visto coinvolte 2 fazioni contrapposte. Da un lato il primo gruppo composto da 4 persone, 2 giovani e i genitori, armati di spranghe, chiavi inglesi e una pistola a salve. Dall'altro 3 rivali, 2 erano proprio i fratelli feriti, armati a loro volta di spranghe. La rissa tra le 2 fazioni avverse sarebbe dovuta a tensioni legate ad una relazione fra membri dei 2 gruppi, un legame contrastato dalle famiglie rivali. Prima gli insulti e le minacce erano iniziati sui social, poi lo scontro è passato alle vie di fatto con il danneggiamento di un'auto a colpi di chiave inglese e poi la rissa. I carabinieri, grazie alle testimonianze, hanno identificato tutti i partecipanti alla violenta lite e sono state sequestrate tutte le armi utilizzate, inclusa la pistola a salve. Ancora da Padova, ancora la cronaca, un'operazione antidroga della Guardia di Finanza, questa davvero particolare perché parliamo di un pizzaiolo pusher.
Insieme alla margherita e alla capricciosa, per i clienti più affezionati c'era anche una dose di cocaina. 2 attività parallele, quelle gestite dal 58enne pizzaiolo tunisino arrestato dai finanzieri mentre stava effettuando una consegna di una pizza e droga a domicilio in zona Abano Terme. All'interno del locale, in via dei Colli a Brusegana, le fiamme gialle hanno ritrovato poi quasi 6 etti di sostanza stupefacente. Un'attività fiorente sia take away, un aspetto che ha insospettito i finanzieri che lo vedevano spostarsi e consegnare anche una sola pizza a 10 km di distanza, cosa poco comune per chi ha un'attività di consegna cibo a domicilio. Alcuni clienti invece ritiravano la pizza e la dose di cocaina direttamente del locale, un andirivieni costante che stava esasperando i residenti del quartiere di Brusegana a Padova. Quando i finanzieri lo hanno fermato, il 58enne tunisino ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato ed identificato. In auto aveva 40 grammi di cocaina e denaro contante. Durante le perquisizioni in pizzeria, in una stanza sono stati trovati altri 560 grammi di cocaina suddivisa in panetti. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli al locale, intestato alla moglie del pusher, ma di fatto gestito unicamente dal 58enne, che ora è stato trasferito nella casa circondariale di Padova. Torniamo dalla Marca trevigiana, restano serie ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le condizioni della 42enne travolta da un camion ieri pomeriggio a Salgareda. La donna era uscita dalla casa di cura in cui si trovava ospite. Stava tentando di attraversare la strada la 42enne che nel primissimo pomeriggio è stata investita da un camion condotto da un uomo di 57 anni lungo via Provinciale Ovest a Salgareda, un impatto violentissimo che ha sbalzato la donna per alcuni metri scaraventandola addosso a un'auto in sosta. Immediato l'allarme con la mobilitazione di forze dell'ordine sanitari del SUEM 118, l'arteria è tra le più trafficate dell'area collegando Salgareda a Ponte di Piave. Ho visto l'elicottero partire, cioè caricare la barella e ha preso quota e basta. Stando a una prima ricostruzione, la 42enne stava uscendo dalla comunità terapeutica dove era ospite a ridosso della strada. La stessa OLS2 con una nota a metà pomeriggio ha chiarito che i pazienti possono muoversi liberamente. Sul posto i carabinieri per le indagini, la polizia locale per dirigere il traffico. Quanto alla dinamica, nel tratto interessato dall'incidente non ci sono strisce pedonali. L'autista alla guida ha dichiarato di essersela trovata improvvisamente davanti e di non aver potuto fare nulla per evitare lo scontro con la parte anteriore destra del mezzo. Sottoposto ad alcol test nell'immediato, l'uomo in evidente stato di shock è risultato negativo. Per la 42enne, ora al Cafoncello, la prognosi resta riservata. E ieri si è rischiata davvero la tragedia su 2 fronti a Mogliano Veneto. Parliamo di una gru che si è rovesciata mentre stava effettuando operazioni di potatura lungo il terraglio a Mogliano Veneto. Come dicevamo, si è rovesciata su un fossato. Fortunatamente l'operaio che si trovava alla guida del mezzo è rimasto ferito solo lievemente, ma certo si è sfiorata anche un'altra tragedia sulla strada se la gru si fosse ribaltata dal lato della carreggiata con un'arteria molto trafficata come quella del Terraglio. Il risultato comunque alla fine è stato un blocco dell'arteria perché è stata chiusa per permettere la rimozione del mezzo e questo ha provocato anche diversi disagi al traffico. Vediamo. Si è corso un grave rischio nel primo pomeriggio a Mogliano. Un mezzo impiegato nel taglio di una quindicina di platani malati lungo il terraglio si è ribaltato su un fianco sbilanciato dal peso del grosso tronco che stava cercando di sollevare. Forse è un successo, un malposizionamento dei piedi di sostegno, è caduto, si è ribaltato. Fortunatamente non ci sono dei feriti se non una persona in maniera molto molto lieve, perché se cadeva vicino a coloro che erano gli operatori che davano una mano all'esecuzione di questi tagli oppure anche all'autista stesso del camion che si è ribaltato, poteva succedere una tragedia. Sulla traiettoria del mezzo non si trovava dunque nessuno e lo stesso manovratore se l'è cavata con qualche escoriazione, tanto da rifiutare anche il trasporto al pronto soccorso. È probabile che uno degli appoggi che sosteneva il peso del braccio meccanico fosse troppo vicino al ciglio stradale. Il terreno, zuppo per la pioggia, ha ceduto sbilanciando il mezzo e facendolo cadere sul lato del fossato. Per rimuovere albero e macchinario è stato necessario chiudere il terraglio tra le 14 e le 16 nel tratto tra Pontedese e via Ronzinella. Dopo aver avvisato tutte
gli autobus, le forze dell'ordine e anche di emergenza. Sul posto, insieme al vice sindaco Muraro, polizia locale e protezione civile. Malgrado questo, sono state pesanti le conseguenze sul traffico, deviato sulla viabilità secondaria. Dalle 16 sul Terraglio è ripresa la circolazione a senso unico alternato, un'ora più tardi la riapertura completa delle 2 carreggiate. Allora parliamo delle indagini della magistratura milanese su Glovo, che hanno messo in luce lo sfruttamento dei rider, una condizione denunciata da tempo dal sindacato CGIL di Padova, che chiede paghe eque che includono anche i tempi di attesa. Paghe che rasentano quelle tipiche del caporalato, ritmi estenuanti affidati ad un algoritmo. L'inchiesta della Procura di Milano ha fatto emergere la situazione in cui versano i rider della piattaforma Glovo, una battaglia anche del sindacato Nidil CGIL di Padova, che sta portando avanti da anni per il riconoscimento di tutti i diritti del lavoro subordinato. I giudici hanno detto che Glovo ha degli stipendi da fame e che rasenta il caporalato. Questa posizione è quella di Nidil nazionale ormai da alcuni anni. Avevamo fatto delle richieste esattamente nello stesso linea dei giudici e ci erano state rifiutate totalmente. Siamo contenti di questa attività e aspettiamo la risposta delle aziende. Necessario un compenso orario minimo che vada ancorato a livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro logistica per il personale viaggiante o il pagamento dei tempi d'attesa. Ora servono contratti veri e tutele contro i furti, aggiunge anche il sindacato. Chiediamo ai clienti, chiediamo alla popolazione non di non fare più ordini sulle app, ma di pensare che dall'altra parte c'è una persona che lo fa di lavoro e quindi di scendere al piano a terra per ricevere l'ordine e non aspettarlo al piano, perché i ragazzi lasciano le biciclette incustodite e possono subire furti, e di pagare il più possibile con pagamento elettronico ed evitare pagamenti in contanti, perché i rider subiscono continuamente furti. Cambiamo argomento, parliamo di Beatrice Venezzi. Ieri la prima volta in città dalla sua nomina a direttrice musicale della Fenice. Beatrice Venezzi ha tenuto una lectio magistralis sul va pensiero di Giuseppe Verdi nel carcere femminile della Giudecca. Lo abbiamo visto anche ieri, ha evitato di rispondere sulle polemiche, sulle contestazioni alla Fenice, ma nel suo discorso alle detenute un messaggio probabilmente alla Fenice, ai lavoratori della Fenice è arrivato. Sentite. Il messaggio profondo dell'opera è per la comunità. Il singolo conta solo perché fa parte di un tutto. La nostra voce ha senso solo quando dialoga con le altre. È un richiamo al senso di comunità e unione, senza le quali, soprattutto nella musica, in un'orchestra è difficile andare avanti, che arriva da Beatrice Venezzi durante la lectio magistralis sul va pensiero, davanti alle detenute del carcere femminile della Giudecca. Al termine dell'incontro Venezzi, nel suo primo appuntamento in città dopo la nomina a direttrice della Fenice, da mesi al centro di polemiche e proteste da parte degli orchestrali, ha lasciato la casa circondariale scortata dagli agenti della polizia penitenziaria, con un cappello calato sul volto, senza rilasciare alcuna dichiarazione. Ma quel richiamo al senso di comunità potrebbe anche essere destinato proprio a chi in città non la vuole. Potrebbe essere un monito ad avere un attimo di orientamento e di responsabilità nel comprendere che siamo tutti parte di una grande comunità, perciò come nell'orchestra, come nel coro, si va avanti se si segue un ordine, se si rispettano delle regole, dei ruoli, se si rispetta un'istituzione. È il teatro di tutta la comunità, non è soltanto dei dipendenti che prendono i soldi dalla Fenice, è giusto anche di quelli che pagano, sono i cittadini, il teatro di tutti, ci mancherebbe altro. È anche di quelli che suonano e che cantano, ma è anche di quelli che ascoltano. Si chiamano i clienti teoricamente. È che dobbiamo catturare gli altri e soprattutto giovani, insisto sui giovani. Anche per questo il primo cittadino, presente alla lectio della Venezzi, insieme al sottosegretario al Ministero della Cultura Mazzi, al presidente della Biennale Buttafuoco e alla direttrice del carcere Campobasso, ha ribadito la sua fiducia nella nomina dopo aver annunciato che l'acconto del welfare sarà dato a metà febbraio. Qui nessuno dice che è tutto perfetto, però una città come questa deve avere il coraggio di sperimentare. Io l'ho conosciuta, ripeto, personalmente dopo che è stata nominata e ho avuto veramente un'ottima percezione della persona. È una persona giovane, una donna, sì, e anche questo è un tema. Allora io penso
che ci voglia coraggio, aprirsi alla città vuol dire questo, la città è una città che sperimenta, proviamo, ascoltiamola, parliamoci, conosciamola, magari conosciamola personalmente intanto, perché sono state dette delle cose che secondo me non sono corrette, tu non hai gli elementi per dire non è adeguata, non l'hai neanche mai provato, non l'hai neanche mai sentita, poi allora si casca sul metodo. Per Brugnaro si tratta di una strumentalizzazione politica che poco ha a che fare con le capacità professionali di Venezzi. Credo che all'interno ci sia anche un po' di strumentalizzazione, si va alle elezioni comunali, dico vuol dire che sta roba la risolveremo dopo le elezioni comunali, cioè vorrei essere sicuro che qualcuno ci dica che non sarà candidato nelle liste, se no se deve dirlo lo dica con trasparenza, insomma, così anche gli altri sanno che magari un po' di strumentalizzazione, lo so che a pensare male si fa peccato, però qualche volta ci si va vicino, vedremo. Così Luigi Brugnaro, rivedremo fra poco poi anche il suo intervento a Ring. Parliamo però sempre di comuni, in questo caso i piccoli comuni veneti, piccoli per il numero di abitanti, parliamo dei comuni sotto i 5.000 abitanti che si sono incontrati nel Vicentino questa mattina a Grumolo delle Abbadesse, gli stati generali dei piccoli comuni, per fare il punto su come affrontare le carenze soprattutto di personale ma anche di risorse e sui vantaggi della forma associata, insomma le fusioni che sono ritornate un po' di moda. Sentiamo Carlo Inghilleri. Piccoli comuni sono quelli sotto i 5.000 abitanti, sono 210 in Veneto che fanno parte del progetto appunto Piccoli e che si sono incontrati oggi a Villa Godi Piovene, a Grumolo delle Abbadesse nel Vicentino, per fare il punto della situazione su come affrontare le carenze, le difficoltà dei piccoli comuni, ma anche su come risolverle queste carenze, magari con delle associazioni, delle unioni, delle fusioni. Ne parliamo con Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto, che ci spiega innanzitutto quali sono le premesse di questo incontro. Ma la premessa fondamentale è che piccoli comuni con grandi sindaci, però ho anche detto che non dobbiamo abusare di questo concetto, nel senso che i sindaci, le donne e gli uomini che ricoprono questo ruolo in queste piccole comunità portano con sé enormi responsabilità, tante quante i sindaci dei grandi comuni, però a volte si trovano limitati nell'operatività o incapaci di poter agire perché manca personale, gli manca il segretario comunale o gli mancano le risorse. Devono fare un po' i funamboli, salti mortali. Sì, sono dei veri e propri eroi amministrativi, ma portano con sé delle responsabilità che li vedono molte volte denunciati, iscritti al registro degli indagati senza avere reali colpe. Quindi noi chiediamo fondamentalmente di avere dignità amministrativa. Ovviamente siamo anche consapevoli di un cambiamento che è in atto e i sindaci sono costretti molte volte a guardare al comune accanto per chiedere aiuto e quindi responsabilmente, come è caratteristica dei veneti, affrontiamo il tema delle fusioni, delle aggregazioni o delle aree vaste con anticipo, cercando di anticipare il cambiamento per gestirlo nel migliore dei modi e per riuscire a garantire ai nostri cittadini la qualità dei servizi. Quindi in qualche modo è un modo per intercettare meglio i fondi e innovare i servizi, è un potenziamento quello che si va a cercare. Sì, io rappresento i sindaci del Veneto che sono totalmente virtuosi, non c'è un comune in Veneto che abbia speso un euro in più di quanto poteva spendere, è altrettanto vero però che andremo in modo unito e compatto, in modo trasversale a chiedere a Roma un cambio di mentalità. Noi vogliamo un paese meritocratico dove coloro che hanno saputo ben gestire le risorse dei cittadini devono essere sostenuti e non penalizzati. Oggi dobbiamo far fronte a queste criticità e per riuscire a darci maggiori strumenti cominciamo a guardare il vicino di casa, i comuni di confine, i comuni vicino per condividere le competenze, per condividere le strutture, per condividere anche le progettualità, quindi aree vaste e non più singole municipalità. Ed è questo il futuro dei piccoli comuni. Ci sono però dei comuni che guardano anche fuori regione, attenzione. Sì, ci sono dei comuni che per questioni di competitività si trovano ad avere dei comuni confinanti che appartengono ad altre regioni a statuto autonomo e sono palesemente in difficoltà da un punto di vista delle disponibilità finanziarie. Qual è la soluzione?
credo che l'unica soluzione possibile sia quella dell'autonomia. Per fortuna il presidente della regione è Alberto Stefani, che in continuità con quanto fatto dal presidente Luca Zaia crede fortemente nell'autonomia, che è uno strumento di sostegno finanziario per i comuni di confine, che quindi possono lavorare alla pari con i colleghi dei comuni delle regioni confinanti. Grazie a Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneto. Grazie allora a Carlo Inghilleri, grazie anche al sindaco Mario Conte. Vi faccio vedere due immagini prima di andare in pubblicità e poi apriamo la pagina politica, poi torneremo alla fine della prima edizione da Tiziana Bolognani a Cortina. Vi faccio vedere le immagini dal sito del Quirinale, immagini ufficiali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che appunto questa mattina è andato ad assistere insieme alla figlia Laura, che vediamo insieme al Presidente del CONI, c'è il Presidente della provincia di Belluno Padrin, Bonfiglio, il Presidente del CONI, ovviamente il Presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, insomma l'arrivo del Presidente che ha assistito alle prime gare del Super G, anche con la delusione un po' di Sofia Goggia che è fuori, ma Federica Brignoni è in testa, qui con Zaia, insomma l'arrivo con la figlia Laura al fianco e con il giubbotto ufficiale delle Olimpiadi della squadra olimpica. Questo dunque il capo dello Stato. Abbiamo intervistato anche, se non sbaglio, Matteo Salvini, eccolo qua, che appunto si è posizionato poi per vedere le gare in tranquillità. Insomma, un tifoso eccellente oggi a Cortina con le gare del Super G. Allora, pubblicità velocissimamente, poi ripartiamo con la politica. Una grande città normalmente ha sempre un sacco di discorsi e dibattiti, ma io credo che Simone sia davvero la persona preparata. Siccome credo anche, non sono io, è lui che deve fare gli accordi, è lui che deve fare la sua strada, è lui che adesso deve volare con le sue ali e volerà con le sue ali, sarà il centrodestra tutto insieme, la proposta è stata fatta, non c'è nessun dubbio, sarà il centrodestra nel suo insieme a dire cosa pensa di fare. Sarà l'intera coalizione di centrodestra a decidere il prossimo candidato sindaco a Venezia, ma nella lunga intervista concessa a Ring a Ferdinando Averino, Luigi Brugnaro non nasconde che la sua preferenza va da Simone Venturini, assessore uscente ai servizi sociali, alla casa e al turismo, col quale ha condiviso a stretto contatto gli 11 anni di amministrazione della città, un candidato quindi in perfetta continuità amministrativa. Simone Venturini era un politico prima che io scendessi in politica. C'è un ragazzo giovane, democristiano, per cui centrista, un ragazzo che lui insegna la politica a me, diverso da me indubbiamente, ha fatto l'assessore con me 10 anni, a 11 ha imparato e come. Altre voci all'interno del centrodestra parlano però di diversi nomi ancora sul tavolo delle trattative di coalizione, nomi sia di Fratelli d'Italia che della Lega, a partire dalla possibilità paventata da tempo di Luca Zaia. Luca lo considero un amico, una persona che non devo dirlo io, ha preso 200.000 voti di preferenza nel Veneto, per cui insomma persona amabilissima. Diciamo che Venezia è una città molto difficile, una città che anche quando lui era segretario qua in Treviso eccetera è sempre stata una città di sinistra, molto di sinistra, non di centro-sinistra, di sinistra. Sinistra in certi casi anche, adesso è a traino centri sociali. Secondo Brugnaro, da una parte ci sono i centri sociali e il partito del no, dall'altra il partito del fare, quello della sua giunta e delle sue opere, a cominciare dalla principale, il Bosco dello Sport. E abbiamo finalmente realizzato una cosa, non le chiacchiere, pagando soprattutto di tasca nostra, perché di quei 300 milioni, 200 sono nostri. Proprio abbiamo messo i soldi da parte, abbiamo risparmiato, eccetera, il comune. Non abbiamo aumentato il debito, io ho diminuito il debito del comune, per cui il comune è sanissimo. Soltanto che se vanno sti qua, io sono convinto, assumi tutti, case popolari, soldi dal coro, perché così prendi i voti, 6 mesi, un anno, scassi i conti del comune di nuovo. Allora, questo è un estratto insomma della puntata di Ring scorsa con Luigi Brugnaro, che ha lanciato insomma un endorsement a Simone Venturini, ma come sappiamo nel centrodestra è tutto ancora in ballo. Questo ci consente di aprire una pagina sulle amministrative di Venezia e ringrazio di avere con noi in collegamento il senatore Andrea Martella, candidato del centro-sinistra per Venezia. Buongiorno Martella.
Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. E allora non posso non farle replicare a quello che ha detto Brugnaro, perché il refrain del centrodestra è un po' costante, no? Allora, voi siete il partito del no, siete quelli del no. Cosa diciamo? Sì, immagino che lei non possa che partire da questa domanda, ma mi faccia anche dire che noi vedremo quali saranno le scelte che fa il centrodestra e non ce ne occupiamo. Le faranno a Roma, le faranno da altre parti. Il candidato che verrà scelto sarà il candidato del centrodestra. Noi siamo già in campo, stiamo già lavorando nel territorio con le associazioni, con i comitati e ci stiamo confrontando, stiamo mettendo a punto una nostra proposta che sarà una proposta di sì per risolvere tante questioni che in questi anni non sono state risolte dalla Giunta Brugnaro, e quindi si vedrà come la nostra proposta sarà una proposta in grado positivamente di affrontare, facendo molto meglio, di fronte alla sfida di una città così bella e così difficile come è appunto Venezia. Ecco, parlavo del refrain, no, di questo ritornello, è perché non ci sono altre armi contro di voi? Cioè, il continuare a dire sono quelli che scasseranno il bilancio, lo ha detto anche... L'ho detto anche, penso all'ultimo consiglio comunale, uno degli ultimi consigli comunali, andate a votare altrimenti se tornano questi il bilancio va in negativo. Perché dice questo Brugnaro? Ma è un'arma spuntata, è un tema di propaganda elettorale e io ricordo che sono quello che ha determinato la possibilità che a Venezia si facesse la zona logistica semplificata per attrarre le imprese. Sono quello che ha fatto costituire l'autorità per la laguna quando ero al governo, e cioè quell'ente che deve governare la laguna di Venezia, che è unica, è tutto il patrimonio storico e artistico della nostra città. E poi sono quello che ha proposto che Venezia possa avere uno statuto speciale di rango costituzionale. Mi pare che questi sono proposte concrete, mentre devo dire che qui si gioca tutto sulla continuità. Non so chi sarà il candidato, ma il candidato di cui ha parlato Brugnaro significa Brugnaro. Ecco, non penso che i cittadini saranno contenti di una scelta di questo genere. Ecco, una continuità. Che continuità è? 11 anni di giunta centrodestra, cosa hanno lasciato a Venezia? Beh, basta andare in città, incontrare i cittadini sia a Venezia che a Mestre, comitati, associazioni. È una città che non ha risolto i problemi che sono da tempo sul tappeto. Penso alla sicurezza a Mestre e alla desertificazione delle attività economiche e commerciali. Penso al tema dell'overtourism a Venezia e alle politiche per la casa, che sono entrate talmente in crisi da diventare un fattore di espulsione. Ecco, penso che siano questi i problemi da affrontare e che la Giunta Brugnaro non ha saputo affrontare, e dubito che sia in grado di affrontarli rimanendo nell'ambito delle politiche che ha fatto, che sono state una politica di gestione dell'esistente, senza una visione e senza anche una concretezza, che è quello che ci vuole in questo momento. Ci vuole una svolta, guardi, ci vuole soprattutto rinnovamento nel modo di fare, nell'ascolto dei cittadini e nell'individuazione di politiche concrete e incisive a partire da queste questioni che ho detto: lavoro, casa, turismo, sicurezza. La grande sfida poi di Venezia è, mi corregga se sbaglio, ma è storicamente così, riuscire ad amalgamare le esigenze di due situazioni. Una volta c'era il prosindaco a Mestre, insomma, sono talmente diversificate che non è facile armonizzare le problematiche. Come si riesce a fare questo secondo lei? Ma io penso che Venezia debba avere una visione unitaria, e però bisogna avere la consapevolezza che siamo di fronte a una città che è diversa e che ha bisogno anche di politiche diversificate. A Venezia, come a Mestre, è in parte della terraferma. Io credo che andrà dato nuovamente potere alle municipalità, che nel corso di questi anni sono state azzerate e che invece possono avere strumenti, funzioni e poteri per avvicinare di più i cittadini nelle scelte e nella risoluzione
dei problemi. E penso che, per esempio, lei lo ha citato, avere una figura come il prosindaco di Mestre o la prosindaca potrà essere qualcosa di molto importante per fare in modo che questo tipo di attenzione amministrativa alla terraferma si possa concretizzare. Quindi potrebbe essere un'idea quello di riproporre la figura del prosindaco o della prosindaca? Beh sì, è una nostra idea, nel nostro programma sarà una scelta che sicuramente faremo. E poi ecco, importante sottolineare questa cosa che diceva, cioè di potenziare le municipalità che sono poi le sentinelle del territorio e arrivano laddove magari il sindaco nella gestione complessa di Venezia non arriva, e questo è importante. È proprio così, lei ha detto la cosa giusta, sono un luogo di rappresentanza e di governo del territorio molto vicino ai cittadini e quindi è giusto farle funzionare. Del resto, insieme alle elezioni amministrative, oltre per l'elezione del Consiglio Comunale, si vota anche per i consigli di municipalità e quindi noi dovremmo fare una proposta molto concreta anche per il nostro programma sulle municipalità, cosa che stiamo già facendo. Ma poi a queste municipalità andrà ridato potere. Io ho detto fin dall'inizio che andranno rifondate. Tra le prime cose che faremo sarà quello di rifondare le municipalità assegnando nuovamente poteri e funzioni. Questo fa parte del nuovo metodo che noi dobbiamo avere, un metodo basato sul confronto che purtroppo questi anni è mancato perché c'è stata una visione più padronale che evidentemente non ha dato modo al confronto necessario di realizzarsi. Lei ha anche detto in questi giorni, insomma, nel quale è iniziato da tempo poi anche il suo lavoro di studio della situazione, il tema del contributo d'accesso, no? Il grande tema di Venezia è l'overtourism, lo diceva lei, lo spopolamento dall'altra parte, e quindi il rischio davvero che si arrivi a trasformare Venezia nella Disneyland che già è di fatto. Sto guardando soltanto un attimo un altro schermo perché mi pare che siano passate le frecce tricolori forse a Cortina, ma ci arriviamo fra poco. Quindi il contributo d'accesso va mantenuto, ma va cambiato? Bisogna ripensare un'altra cosa? Così come è stato realizzato nel corso di questi anni, si è trattato di una gabella che ha prodotto qualche entrata, ma che non ha prodotto nessuna regolamentazione dei flussi turistici. La posso fermare un secondo? Abbia pazienza, la posso fermare un secondo? Noi cambieremo questo tipo di contributo d'accesso. Mi fermo. Mi consenta un attimo, vediamo solo questa immagine, abbia pazienza, le frecce tricolori che passano sopra Cortina. Mi scuso con lei, Martella, un secondo. Le frecce tricolori stanno passando sopra Cortina, omaggio dunque alle Olimpiadi. Abbiamo visto, grazie a Simone Merlo, ma era doveroso, mi scusi. Allora, va mantenuto, ma... Ci mancherebbe, ho visto il passaggio delle frecce tricolori, è sempre importante, richiama a noi sentimenti sempre molto belli. No, io ho detto che così com'è il contributo d'accesso non funziona e quindi noi apriremo una discussione nella città con le parti interessate, con le istituzioni tutte, con le università per mettere a punto una proposta diversa che soprattutto ritorni ai cittadini veneziani dei benefici dal tipo di pressione turistica che hanno. E poi c'è un'altra questione che riguarda Venezia, poi andiamo su Mestre e poi chiudo. Venezia ha un altro fronte che è quello dello spopolamento, ma sono strettamente legati, no? È un tema che riguarda solo la casa, c'è possibilità di incentivare, come si può incentivare la gente a restare a Venezia se poi molti si spostano a Mestre perché magari i servizi o il lavoro è quello, costa troppo, allora magari lavoro a Venezia ma abito nell'Interland. Lo dicevamo prima, Venezia non può essere una città solamente dominata dalla monocultura turistica, è necessario diversificare e determinare il fatto che ci possono essere anche nuove economie e quindi opportunità di lavoro. Penso fondamentalmente a tutto ciò che è legato alla cultura, alle università, alla conoscenza, all'innovazione, cioè attività che possono essere attratte
a Venezia e che si possono sicuramente realizzare. Accanto a questo, quindi una nuova economia e opportunità di lavoro a cominciare dai più giovani, dagli studenti, da quelli che si formano a Venezia anche alle università, è necessaria una politica per la casa, perché se tu non hai una casa difficilmente puoi rimanere in un posto, difficilmente puoi rimanere a Venezia, quindi dobbiamo incentivare le persone a restare oppure a tornare e quindi bisogna fare una grande politica per la casa. Noi lanceremo un patto per l'abitare che possa determinare di bloccare lo spopolamento e di fare in modo che a Venezia nei prossimi anni si recuperino residenti, si recuperino funzioni e non sia appunto quella cartolina che noi non vogliamo sia che lei ha detto c'è il rischio si possa realizzare. Ultima cosa, l'ha detto già, il tema grande di Mestre è quello della sicurezza. Noi abbiamo visto nel corso degli anni tante operazioni delle forze dell'ordine ovviamente che sono fondamentali, ma il rischio è quello appunto che siano interventi spot che servono nell'immediato e poi non hanno una continuità. Allora la sicurezza Mestre soprattutto peraltro perché poi la narrazione, no? Sembra che Mestre sia una città in balia, in realtà è una bellissima città Mestre, ha dei punti che sono effettivamente in difficoltà, ma sono sempre gli stessi peraltro. Ci sono tante operazioni di polizia, ma la polizia arriva fino a un certo punto. Cosa bisogna fare in quei punti? Chiaramente parlo del quadrante di Via Piave. Condivido questa sua idea, vivo a Mestre, quindi la conosco e penso che abbia anche grandi potenzialità. Bisogna recuperare quelle vocazioni metropolitane, bisogna mantenere i servizi e si può anche farla diventare un luogo di opportunità per il lavoro per i giovani. Però va risolto il tema della sicurezza, perché oggi è una città insicura e questa preoccupazione riguarda migliaia di famiglie e quindi le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario, io le ringrazierò sempre. Ma il governo deve mettere più risorse per le forze dell'ordine, più presenza nel territorio, perché va contrastato il crimine, perché il presidio del territorio è necessario, perché bisogna riportare la legalità e anche il comune può fare molto di più di quello che ha fatto fino a qui. Per esempio penso al fatto che bisogna riportare nel territorio, nei quartieri, il presidio dei vigili urbani, della polizia locale, con una presenza costante di quello che una volta si sarebbe chiamato il vigile di quartiere. E poi penso che il Comune debba fare delle politiche migliori di quelle che ha fatto nel corso di questi anni, legate alle politiche sociali, a un welfare più moderno, all'inclusione e all'integrazione, e ancora tutto questo non è sufficiente se non si affronta quello che lei ha detto, cioè il problema dei buchi neri urbanistici, urbani, se non si affronta il tema dell'illuminazione, se non si affronta il tema della rigenerazione urbana di tanti spazi che possono essere ripensati e diventare luoghi vitali. Ecco, io così affronterò il problema di Mestre, che è una grande città che ha grandi potenzialità, è un nodo infrastrutturale importante, ma deve diventare qualcos'altro da quello che è diventata nel corso di questi anni. Oggi ho lanciato il fatto che costruiremo un tavolo per la sicurezza, per la rivitalizzazione commerciale, con le categorie, con tutti i soggetti interessati per combattere le chiusure e per permettere l'insediamento di nuove attività economiche, ma avremo il modo sicuramente di ritornarci. Grazie allora, grazie davvero al senatore Andrea Martella, candidato del centro-sinistra a Venezia, perché davvero queste parole sono importanti, perché poi si parla sempre di Venezia, ma Mestre merita davvero una valorizzazione, perché Mestre non è solo quella che purtroppo racconta la cronaca, ha tantissima vitalità anche culturale, quindi merita davvero un rilancio Mestre, quindi non soltanto Venezia. Grazie Andrea Martella. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei. Allora, abbiamo visto in diretta poco fa, mentre parlavamo con Andrea Martella, abbiamo visto lo splendido passaggio delle frecce tricolori sopra Cortina. Torniamo allora da Tiziana Bolognani, dove peraltro abbiamo parlato della delusione per Sofia Goggia, ma c'è anche l'entusiasmo per Federica Brignone, insomma. Tiziana.
Già Nicola, è stato un po' un coronamento di un sogno che 315 giorni fa certamente nessuno, tantomeno la Brignone, poteva immaginare dopo quel terribile incidente occorso sugli sci. È tornata e ha vinto ed è il quinto oro per l'Italia in queste Olimpiadi, che ci stanno davvero facendo fare una scorpacciata di medaglie davvero grandissime, grandissimi gli atleti della nazionale azzurra. Abbiamo visto anche il passaggio delle frecce tricolori che erano attese questa mattina poco prima dell'inizio del Super G, ma come vi dicevo a causa della foschia delle nubi basse che si sono appoggiate sulle montagne che circondano Cortina e sulle Tofane in particolar modo, l'arrivo, il sorvolo è stato posticipato. È una giornata davvero ricchissima qui a Cortina, ricca anche di incontri, di eventi, e naturalmente l'evento principale è rappresentato dalla presenza, dalla visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che è qui a Cortina con la figlia. Adesso al termine della gara del Super G Mattarella sarà a pranzo con gli atleti al Villaggio Olimpico di Fiamme, poi ci sarà un rapidissimo passaggio qui a Casa Italia, che si trova veramente a poche decine di metri dal centro di Cortina, da Piazza di Bona, dove alle nostre spalle vedete c'è il braciere olimpico, che è meta naturalmente di tutti i turisti che stanno affollando davvero la cittadina host olimpica. La stanno affrontando, dobbiamo dire, anche con grande ordine. Sentivo poco fa il senatore Martella parlare della valorizzazione anche della polizia municipale, delle polizie municipali per la sicurezza. Devo dirvi che anche in questo caso poco fa ho parlato con il comandante della polizia locale di Cortina, che sta coordinando da par suo il sistema di sorveglianza e di sicurezza della cittadina, assieme naturalmente alle altre forze dell'ordine, e devo dire che il lavoro che si sta facendo è davvero eccellente, tanto più perché proprio lo si vede, c'è ordine e non c'è quel disordine che magari uno si può immaginare per eventi di questo genere, nonostante il notevole afflusso di persone, tutte ordinate, tutte rispettose l'una dell'altra, e tutti però naturalmente pronti a scattare i selfie, naturalmente sotto la fiaccola e sotto il simbolo di Milano Cortina 2026, che si trova a pochi passi, poco distante, a pochi passi da Casa Veneto. Allora noi seguiamo la visita del Presidente Mattarella. Vi ricordo che poi anche alle 2:30 al Codivilla di Cortina, al Policlinico Olimpico, ci sarà la visita del Presidente della Regione Alberto Stefani, e poi tutti i dettagli naturalmente nel corso dei nostri telegiornali questa sera con Simone Merlo. Vi salutiamo da Cortina, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Noi proseguiamo con il telegiornale, sono gli ultimi minuti, ma c'è da tornare un po' a parlare di giovani e di social. Ebbene, come possono difendersi i giovani dai pericoli di internet e dei social network? A Treviso ieri gli elaborati degli studenti dell'Irigem di Rosà hanno vinto il concorso di idee della Regione Veneto per un uso responsabile del web, un progetto che si chiama Parole in Rete. L'ente di formazione Irigem di Rosà ha vinto la prima edizione del concorso di idee per un uso consapevole della rete internet e dei social media indetto dalla Regione Veneto. Gli studenti dell'Irigem si sono classificati primi nella categoria scuole secondarie di secondo grado e scuole di formazione professionale, preparando una serie di elaborati su come vivere il mondo digitale in modo responsabile e consapevole. Un tema ampio e molto sentito dai ragazzi, sviluppato a 360 gradi, affrontando questioni cruciali come il cyberbullismo o la dipendenza tecnologica. Prima abbiamo fatto dei manifesti, poi dei libretti per le scuole, comunque da dare in giro ai più piccoli o comunque ai nostri coetanei, e poi dei giochi multimediali e dei giochi in scatola. Io ho fatto con una mia compagna di classe, abbiamo realizzato un video
dove va a far vedere, diciamo, magari la persona ferita dalle parole, come può succedere spesso alle ragazze. L'intero progetto si basa sul principio ogni lettera conta, il web lo costruiamo noi, vale a dire un'assunzione di responsabilità in prima persona. Noi non siamo solo utenti di internet e il messaggio, ne siamo anche costruttori. Siamo partiti proprio dall'analisi con i ragazzi dei social e del telefonino come strumento, e poi lo abbiamo trasformato in un contenitore, quindi in un contenitore fatte delle loro parole, dei loro foto, e da lì abbiamo creato il progetto. Tutto il progetto è imperniato su questa, tra virgolette, medaglia a doppia faccia, in cui coesistono sia la relazione umana, sociale, quindi hanno lavorato in soldoni, in gruppi, gli alunni si sono relazionati fra di loro, e a questo dall'altra parte della medaglia troviamo tutto quello che è l'aspetto della comunicazione online. Un impegno che è stato riconosciuto col primo premio consegnato all'Auditorium del Sant'Artemio di Treviso. Lavorare su questo progetto e lavorare insieme magari può riavvicinare anche su questo tema appunto l'interesse della classe e degli studenti. Quanto vi ha aiutato quello che imparate a scuola nel realizzare questi progetti? Beh, ci aiuta tanto, soprattutto abbiamo dei professori molto bravi e di questo ne dobbiamo essere grati, perché ci affiancano sempre, ci aiutano in ogni cosa e soprattutto nelle idee ci aiutano tanto, perché noi magari avendo meno esperienza abbiamo bisogno di un aiuto proprio come loro. Allora, in chiusura parliamo del carnevale, ma in linea con quanto abbiamo detto prima con il candidato Andrea Martella, non c'è solo il carnevale di Venezia, c'è anche il carnevale in terraferma, è un carnevale diffuso, guardate. Ragazzi, cittadini, amici. Dopo la sfilata dei carri che domenica pomeriggio ha portato colore, festa e allegria a Chirignago, continuano gli appuntamenti in terraferma col carnevale diffuso all'insegna del divertimento per grandi e piccini. Partiamo da Pellestrina giovedì Grasso, poi ci sarà il Lido venerdì, sabato Marghera e anche Burano, che sono veramente dei carnevali spettacolari, domenica Campalto, lunedì Mestre, e per chiudere il Carnevale dei Ragazzi di Zerarino, arrivato alla 57esima edizione, e ancora a Burano. Un momento particolarmente sentito che riunisce chi realizza i carri con passione, lavorando mesi, a chi rimane a bocca aperta nell'ammirarli. I carri sono anche un sistema perché le associazioni possano fare volontariato, normalmente sono anche frutto di lavoro di associazioni che lavorano per le parrocchie, quindi è un sistema anche che ha una ricaduta sociale. Tanti gli appuntamenti nel fine settimana anche a Venezia, come quello di sabato 14 in piazza San Marco, che dalle 19 si trasformerà in una grande pista da ballo grazie all'energia dei Glitter Disco, protagonisti di uno spettacolo dal vivo che fa rivivere le atmosfere indimenticabili degli anni 70. Non solo musica, ma anche costumi in perfetto stile con un forte impatto scenico. Siamo in chiusura, allora vi ricordo che dopo di noi c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, e poi alle 16:27 un bellissimo film di Francesca Archibugi del 1990, Verso sera, con Marcello Mastroianni. Grazie per averci seguito, arrivederci.